professore Gerbino, Giuseppe Gerbino, per gli amici Peppe, gli amici saremo noi, io, Cinzia, adesso siamo diventati amici, lo possiamo dire, perché abbiamo questa cosa bella in comune, l'amore per la poesia, e vi dico che tra poco sveleremo qualcosa sul professore Giuseppe Gerbino, che a tutti noi piacerà tanto. Buonasera a tutti, naturalmente ringrazio Cinzia e per me è un onore ricordare i nostri amici poeti. Povera Valma mia sciamacante, senza parole dolci e menenti, un cuore solo, lo mio, spartito per tanto. Mi mancano le forze in corpo e mente. Vivesse la vita gerante, tagliando le bellezze dello mondo. Il tempo passa, consumando le ore, la gioventù, e le porta in fondo. Fondono all'abisso, che non si possono scampagliare. Padrona del mondo, che si deve fare. Ma c'è non hai, lo vado per me. Devono padrone che sto bene. Te lasciano solo, te lasciano paura. Volesse fare gli istinti padrone. Ma solo non hai, e lavoro per me. Mi siete padrone che sto bene. Te lasci, ma niente c'è me. Faccio vedere che non è. E allora che uno sul corpo, che in giù, ne fai la casa, lo rinchi da ora. L'accetti questa cosa. Che vuoi da me? Ti faccio padrone. Di che tu dici? Grazie. Sincera, spontanea, ecco perché veramente volevo la sua presenza, però non ero, cioè io gliel'ho detto, dico vieni così, lui mi ha detto subito sì, cioè questo è stato un grande regalo, Giuseppe, un grande regalo. E adesso parleremo di lingua siciliana. Grazie, sì, perché ancora purtroppo si parla se quella siciliana sia lingua o dialetto. In realtà ufficialmente è un dialetto, perché come fa una lingua come quella siciliana a essere dialetto di una lingua che è nata dopo? Perché comunque quella siciliana è nata prima, già alla corte di Federico II nel 1230 già si parlava di lingua siciliana, quella italiana è nata molto dopo. Comunque per legge è un dialetto. Cos'è? Qual è la differenza tra una lingua e un dialetto? La lingua è quella usata da un intero paese, no? Per i documenti, si insegna a scuola. Il dialetto, che poi linguisticamente non c'è differenza, perché dialetto da dialectos, dal greco, vuol dire dialogare, dialettica, quindi però rappresenta, diciamo, la parlata di una zona più circoscritta, quale può essere una regione, un paese, una provincia, a volte anche un singolo quartiere. Ci sono delle variazioni di dialetti all'interno della stessa città, ma in quartieri diversi. Ma questo non vuol dire che debba essere meno ricco di storia il dialetto, a volte lo è anche di più, ecco. E perché allora ognuno scrive a modo suo? Intanto bisogna precisare che c'è differenza fra la lingua scritta e la lingua parlata. Tutte le lingue prima di essere scritte sono state parlate, no? Quindi la base è quella. Però poi nel momento in cui si devono mettere per iscritto c'è un codice. La lingua scritta non è altro che un codice che rappresenta appunto quella parlata, ma nessun codice al mondo, di nessuna lingua al mondo, potrà mai rappresentare in toto, al 100%, i suoni, certe espressioni, certe sfumature di quella che è la lingua parlata. E siccome sinceramente sono stanco, anche perché non capisco perché ci sia questa, non lo so, una vera e propria guerra, che parte dai siciliani stessi, che dicono che quella siciliana non è una lingua.
Non è questa la sede per parlarne, io stasera in pochi minuti cercherò di condensare un po' i punti salienti, però per chi volesse approfondire sono a disposizione di chiunque per dimostrare tecnicamente e scientificamente perché quella siciliana è una lingua e possiede tutti i crismi di una lingua. A parte questo, bisogna fare un'ulteriore precisazione. Per i linguisti, una lingua, anche se non possiede un codice scritto, quindi una lingua solo orale, parlata, non cessa di essere lingua. Quindi quella siciliana, poi a parte che c'ha un patrimonio letterario, noi abbiamo un patrimonio letterario immenso, no? Però perché ognuno scrive a modo suo? Perché purtroppo quella siciliana l'abbiamo appresa oralmente, no? Non l'abbiamo mai imparata a scuola, quindi non c'è stato mai uno studio della pronuncia, l'ortoepia, non si è mai tramandata con un codice appunto prestabilito e quindi per una sua economia, per un suo evolversi proprio in maniera naturale, fisiologica direi, qualsiasi lingua si evolve nel corso dei secoli, ma lo fa a volte in direzioni del tutto proprio, a volte assurde, una lingua che è trasmessa solo oralmente, no? E vi vorrei fare un esempio, dico perché appunto non è stata mai una lingua ufficiale. La nostra terra è stata, a me non piace dire dominata, piace dire che è stata calpestata, cioè il nostro suolo è stato calpestato. Non ci hanno in un certo modo annientato, perché quando un popolo ne domina un altro, la prima cosa che fa è quella di azzerare la cultura del popolo invaso, l'annienta, a cominciare proprio dalla lingua. Quella siciliana no. Poi fateci caso, la lingua siciliana, ogni, tra virgolette, dominazione, si arricchiva. Tant'è che è ricca di arabismi, grecismi, latinismi, francesismi, eccetera, eccetera, no? Perché? Perché questo è il nostro spirito. Vedete la bellezza non solo della lingua, ma del popolo siciliano, come si adatta. Senza andare lontano, veramente da qui è lontano, perché sto per fare due esempi che riguardano la mia città in particolare, Castellammare del Golfo. Da me c'è un promontorio che si chiama Pizzo di Maria la Bella. Questo è veramente difficile, questo ci ha fatto parlare prima di arrivare alla vera origine di questo nome. Ora, siccome la patrona di Castellammare è Maria Santissima del Soccorso, e c'è tutta una storia di apparizioni dalla montagna, insomma, che non sto qui a dire, si pensava che quel promontorio prendesse il nome dalla Madonna, Pizzo di Maria la Bella, però nessun siciliano si sognerebbe mai di etichettare la Madonna con Maria la Bella, perché si sa, in siciliano Maria la Bella non ha un'accezione proprio del tutto positiva. E allora chi affermava questo, chi ne affermava un altro? Sapete da dove deriva alla fine? Da Omar Abed, cioè da Pizzo di Omar Abed, che era un ottomano che è stato segregato lì ai tempi di Federico II, a Maria la Bella. Perché? Proprio per questa cosa di tramandare la lingua oralmente, durante il corso dei secoli è variata del tutto. Quindi, sì, da Omar Abed a Maria la Bella, una cosa proprio, cioè, etimologicamente difficile, non ci puoi arrivare, devi conoscere l'aneddoto oppure devi studiare i casi andando indietro e cercando di capire il motivo. Allora, quindi vedete la bellezza proprio della lingua in questa espressione. Dobbiamo sapere che per quanto riguarda la lingua scritta non ci sono parole che terminano per o per e, terminano tutte in i e in u, a meno che non sia accentato. E quindi l'ego è diventato eo. A Catania iu, a Trapani io, che non è altro che lo geo latino, ad Alcamo ie, che non è altro che lo ge francese. Quindi tutte queste influenze hanno arricchito la lingua e quindi hanno fatto sì che si formassero quelle peculiarità differenti, ma quelle sono patrimonio lessicale da tutelare e salvaguardare. Quella non è una scusa per poter affermare che quella siciliana non sia una lingua, assolutamente. Tant'è che se io in italiano dico Mario è andato al mare, ma se io dico io e Mario andiamo al mare, vedete come la M di Mario al secondo esempio suona forte? Io e Mario. Ebbene, quella M va pronunciata. La dizione della lingua standard italiana prevede che questa doppia M si pronunci, io e Mario, proprio per l'effetto del raddoppiamento fonosintattico. Ma non va trascritta. E anche nella lingua siciliana è così. Ebbene, allora andiamo avanti. Le differenze non sono un punto di rottura,
Le differenze sono patrimonio lessicale. Però ancora continuiamo a litigare sul fatto se sia più corretto dire arancino o arancino. Ah beh, quello lasciamo Assurdo, perdere. arancino e arancino. È come se dovessimo litigare su mattino e mattina, e torniamo al discorso di prima, che poi faccio una precisazione. Qualcuno forse non accetterà, però vi devo dare una triste notizia. Sia arancino che arancina non sono siciliani né l'una né l'altro. Ecco. Ora vi dico perché. O meglio, se noi parliamo del piatto famoso ormai a forma di sfera, fatta di riso, condita, farcita, con tutto il ben di Dio, addirittura quello qua Nutella lo fanno, come si mangia non lo so. Ormai per consuetudine, arancina, lo possiamo accettare, quello è, ormai quello è il suo nome, perché nella lingua ci sono anche le consuetudini, cioè qualcosa anche se, tra virgolette, sbagliato, se viene tramandato ormai è conosciuto in quel modo, per consuetudine diventa così. Ma non si dica che arancino o arancina sono la traduzione, diciamo, in lingua siciliana di piccola arancia. Perché ora vi faccio questa domanda. Come si dice piccola arancia in siciliano? Se voi doveste dire al vostro nipotino te casa mio, mangiate questa piccola arancia, in siciliano come ci lo dicete? Mangiati sta arancino? No. Mangiati sta arancina? No. Ci dicete mangiati sta arancinetto. Quello è il diminutivo di arancinetto. Da alcune parti pure aranciuzzo, ma è arancinetto. Così come il diminutivo di cassata non è cassatina, ma cassatetta. Il diminutivo di cannolo non è cannolino, ma cannolicchio. Quindi vedete che purtroppo, ripeto, ormai per consuetudine a rappresentare il piatto è l'arancino o l'arancina, che possono benissimo convivere. La lingua è l'identità culturale di un popolo. Se noi perdiamo la connessione con la nostra lingua, perdiamo la capacità di riconoscerci in quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura. Io ultimamente, insomma, vedo che c'è difficoltà nel dialogo tra le persone anziane e i giovani, quindi non c'è più questo scambio. Prima c'erano i conti, no? I conti, cioè il nonno ti raccontava, il raccontino, e era una vera e propria scuola, quella dei conti, del nonno, della persona anziana, saggia, cosa che oggi purtroppo non si verifica più. I giovani non capiscono più. Un giovane che non conosce il suo passato non potrà comprendere il suo presente e non potrà costruire il suo futuro. Io chiudo con dei versi emblematici, estrapolati dalla poesia di Ignazio Buttitta. A un popolo mettito la catina è sempre libero. Levateci la roba non ne mangia, levateci un letto non ne rogna, è sempre libero. A un popolo, levateci la lingua adottata delle pagine, è perso per sempre. Grazie a tutti.